Bentrovati a un nuovo appuntamento con il CONI. Andiamo ad esplorare una nuova disciplina sportiva con una federazione importantissima, quella del tennis. Abbiamo con noi Gianni Milan, che è il vicepresidente della Federazione Italiana Tennis Padel, giusto? Giustissimo. Benvenuto. Grazie. Allora, andiamo subito al sodo. Questo tennis, questo momento del tennis che è sulla bocca di tutti per Sinner e non solo, che momento sta vivendo? Perché sono tanti gli atleti del ranking mondiale che arrivano dall'Italia. Sì, stiamo vivendo un momento d'oro, io penso una situazione quasi irripetibile nella nostra storia che ha 113 anni. Irripetibile perché faremo ancora meglio di così. Ma sarà difficile, però speriamo, non si sa mai, anche perché pensare di avere in questo momento il numero 1 nel mondo, avere 10 ragazzi nei primi 100, avere la Paolini che è il numero 5, aver vinto 2 medaglie, di cui una d'oro e una di bronzo, 2 slam. Mamma, è un'emozione incredibile, quindi per un dirigente come me che è da 20 anni che è in questa federazione e abbiamo preso questa federazione che era veramente quasi fallita, e vedere adesso il tennis a questi livelli per me è una soddisfazione enorme. Ecco, questo è un po' veramente un momento d'oro. Allora faccio una domanda un po' cattiva subito. Adesso sono accesi i riflettori su Jannik Sinner non soltanto per questa quantità di successi incredibile di questo ragazzo che è emerso e ha raggiunto delle vette impensabili, ma anche purtroppo per il tema del doping. Personalmente, lo dico io, mi sembra quasi una sorta di accanimento, ok? C'è forse un fattore politico dietro, c'è un qualcosa, perché si accaniscono su questo ragazzo che era già stato scagionato? Adesso qual è l'accusa in questo momento? Ma l'accusa, da quello che leggo, quindi è la negligenza, nel senso che il suo staff lo avrebbe massaggiato con questa sostanza e che all'interno questa sostanza sarebbe entrata all'interno del suo sangue, anche perché lui in quel periodo aveva le gambe e la schiena che aveva una dermatite, quindi molto probabilmente è facile che questa sostanza sia passata. Però stiamo parlando di una quantità infinitesimale, per cui hanno già detto che non è doping. Non è doping, non è assolutamente ma doping. Ma forse quindi, è negligenza. Questo è un po' un paradosso e questo dispiace molto. Tra l'altro questo ragazzo che ha questa spada di Damocle da febbraio-marzo, e il processo e penso la sentenza sarà verso fine gennaio, primi di febbraio. Quindi lui sta giocando in questo momento, dal punto di vista psicologico, secondo me con un handicap non indifferente, ma sta dimostrando una forza interna, una forza d'animo che è encomiabile. Anche oggi ha giocato una partita straordinaria con Medvedev, e poi quindi non possiamo dire chapeau, è un esempio non solamente dico nell'ambito sportivo, tecnico, ma è un ragazzo che è un esempio soprattutto fuori del campo, è un numero 1 nel campo, ma soprattutto fuori del campo per quello che fa, per quello che dice, mai niente di banale, con concetti che sono sulla bocca di tutti, ed è un esempio per i nostri giovani incredibile. Però non si giocherà solo da Sinner, diciamo, possiamo giocare anche noi, giusto, a tennis? Sì, possiamo dire che ci mancherebbe. Il tennis è uno sport che va dai 4 ai 100 anni. Quindi raccontiamo un po' di più. È una federazione fortissima, quella del tennis, che raggiunge quasi 1 milione di tesserati. Qual è l'ambizione? Beh, sai, l'ambizione di questa federazione da quando siamo partiti è di avere questo numero di tesserati. D'altra parte una federazione, cosa vuol dire federazione? Cosa fa una federazione? Una federazione come la nostra, ma penso anche le altre, deve fare giocatori, cercare di formare giocatori forti e far venire tante persone a giocare a tennis, e a padel e a pickleball. Questo è il nostro compito. E quindi in questo momento noi stiamo cercando di fare questo con determinati tipi di progetti, sia nel settore tecnico per far diventare sempre più forti i nostri ragazzi, ma soprattutto anche nell'ambito amatoriale, soprattutto anche nell'ambito della scuola, perché noi dal 2014 siamo all'interno delle scuole nel programma ministeriale
e abbiamo dei progetti importanti come progetti in classe, dove noi offriamo 15 ore curriculari gratis ai bambini, metà magari nei circoli e metà a scuola. Stiamo avendo un successo incredibile, anche perché dai giovani è chiaro che da lì emerge tutto, parte tutto, e quindi noi stiamo investendo milioni di euro sul progetto di Racchette in Classe, e questo ci sta dando grossissimi risultati. Siamo quasi 1 milione di tesserati, ma il nostro obiettivo è di superare il calcio. Noi vogliamo essere lo sport numero 1 in Italia. Un obiettivo ambizioso, quindi facciamo un appello alle famiglie, ai ragazzi che ci stanno guardando, ma anche alle mamme e ai papà: fate fare tennis ai vostri figli. È uno sport bello, coinvolgente, dinamico, sportivamente molto attivo, e adesso tra l'altro sta godendo di un periodo particolarmente felice con una federazione molto molto forte. Ma abbiamo accennato a delle, come possiamo chiamarlo, delle varianti dell'evoluzione del tennis, il padel e il pickleball. Ma che cosa sono? Perché magari il padel ci è capitato di vederlo, no? Si gioca dentro questi campi di vetro, diciamo con le pareti di vetro, e il pickleball invece? Ma il pickleball, guardi, è uno sport che è nato in America, ha 38 milioni di giocatori, quindi penso sia lo sport più giocato in questo momento negli Stati Uniti. Sappiamo benissimo che tutto quello che parte dall'America un po' alla volta viene anche in Italia. La particolarità è che è uno sport molto facile, ma soprattutto, è quello che interessa a noi, è uno sport che in una palestra ci possono stare 7-8 campi da pickleball, quindi possono giocare 24 ragazzi in contemporanea. Perché si gioca in 4? Si gioca in 4, vedete, è una pallina di plastica molto lenta, le racchette sono delle racchette tipo quelle di padel, un po' più strette, e basta buttare la palla di là, ecco, con i piedi non si deve entrare in quell'area azzurra, e quindi tu dai una pallina a un ragazzo e cominciano già a giocare, si divertono, ed è un po' anche una propedeutica al tennis, una propedeutica anche al padel. Quindi c'è il pickleball, ecco, questo è singolare, ma il singolare è talmente difficile, neanche molto atleticamente. C'è da correre tanto. Bisogna correre tanto, comunque in 4 è molto divertente, e anche questo possono giocare ragazzi dai 5 ai 60, 70, 80 anni. Sono tutti sport dove l'età non conta. Fantastico. Sono incantato nel guardare i tempi di reazione incredibili. Ecco, forse bisogna avere dei riflessi molto pronti, e magari serve un pochino meno tecnica rispetto al tennis, sì, certo, dove invece, dovendo tirare la palla in un certo modo dall'altra parte, facendole fare la rotazione giusta e tutto quanto, per non parlare del rovescio, è un po' più tecnico, diciamo. È chiaro che più il campo, tra virgolette, è piccolo, è un po' più facile. Quando il campo diventa grande come il tennis, lì ci vuole tecnica, ci vuole fisico, ci vuole preparazione, e quindi diventa un po' più difficile. Però magari per la gente anche a una certa età, che vuole ancora fare sport, che vuole fare ancora agonismo, che gli piace fare la partita, che gli piace andare in spogliatoio e magari prendersi un po' in giro, è chiaro che pickleball e padel sta avendo questo tipo di successo, perché, certo, dal punto di vista amatoriale è molto molto divertente. Ecco, allora, dovendo fare un po' l'appello alle famiglie che ovviamente devono scegliere che sport far fare ai propri figli, perché spesso ci si trova che magari un figlio ha fatto uno sport per un certo periodo della sua vita e arriva all'adolescenza e vuole cambiare, è abbastanza, certo, tipico, e vuole fare tennis. Perché non fare tennis? O perché non fare padel o pickleball? A chi si rivolge? Come vi contatta? Chi contatta? Qual è l'invito che fate? Ma come dicevo prima, per noi la scuola è fondamentale, quindi il processo sarebbe far conoscere, diciamo, lo sport della racchetta a scuola, magari attraverso il pickleball. Poi arrivano nei circoli di tennis. I circoli di tennis, c'è una tradizione forte che è il tennis, e quindi noi vediamo che l'80-90% dei giovani preferiscono giocare a tennis. Poi arriva un'età dove c'è un po' di scelta, e soprattutto i ragazzi abbandonano, che è l'età dell'adolescenza, 15, 16, 17 anni, cominciano ad abbandonare lo sport perché magari o ci sono delle compagnie, oppure si accorgono che non possono diventare dei campioni.
e lì magari il padel è un gioco molto divertente e quindi magari cerchiamo invece di spronarli a giocare a padel. Questo sarebbe un po' c'è un po' più di adrenalina, diciamo. L'iter ideale per tutti quanti, però a parte questo quello che è importante è che facciano dello sport, che sia tennis, padel, pickleball, che vada bene, anche perché dal punto di vista organizzativo, per quello che è i valori che possono esprimere lo sport attraverso anche i campionati a squadre, attraverso i gruppi o altro, è troppo importante che abbiano dei punti i giovani che abbiano dei punti di riferimento in quello che può essere lo sport, e quindi noi anche dal punto di vista di struttura abbiamo anche la fortuna di avere circoli belli, spogliatoi belli, palestre e anche il famoso che chiamano terzo tempo, che è quel tempo che il giocatore passa dopo aver fatto attività e che è un modo di stare assieme, di fare comunità, di parlare e di avere questo tipo di approccio nel nostro mondo. Il tennis è bello, il pickleball, il padel sono belli perché c'è un aspetto sociale, c'è un aspetto inclusivo, c'è un aspetto di socializzazione che va oltre l'attività sportiva fine a se stesso. Quindi ecco, rinnoviamo allora l'invito alle famiglie che ci seguono, ai ragazzi: scegliete il tennis, perché è uno sport dove non solo vi divertirete, non solo farete attività fisica, ma c'è poi tutto il dopo, c'è trovarsi con gli amici, c'è stare insieme, c'è il divertimento e c'è tanta socializzazione. E poi anche una preparazione anche alla vita del lavoro, no? Il tennis è uno sport individuale, tu devi abituarti a fare delle scelte, devi fare delle scelte in campo, dal punto di vista organizzativo ti devi organizzare i tuoi allenamenti, le tue partite, e quindi devi vivere la sconfitta, devi gestire bene la vittoria, quindi è un po' una situazione che dopo nell'ambito della vita normale, nella vita lavorativa ti ritrovi, e chi ha giocato a tennis, soprattutto chi ha fatto degli sport individuali, ne trae sicuramente vantaggio, ha un qualcosa in più rispetto agli altri. Quindi il tennis, il padel, il pickleball come scuola di vita. Ringrazio Gianni Milan di essere stato con noi, vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, e prossimamente anche Pickleball. Esatto. E rinnovo l'invito a voi: seguiteci la settimana prossima, scopriremo un'altra federazione con un'altra disciplina sportiva molto molto interessante. Arrivederci.